Bella raga, ciao a tutti i commentatori mettiamo tripletta di GP4 e recuperiamo Silverstone che è finalmente sistemato. Purtroppo Barrichello ci soffia la pole position, ma grandissimo giro a Silverstone che non è una gara favorevole. Hakkinen in quarto, possiamo fare bene. Per fortuna non c'è pioggia, leggerissima proprio, quindi si gode raga, si gode alla grande. Possiamo vincere. Vai raga. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. L'importante è portare a casa la terza vittoria irridata. Pop. È che Silverstone è una gara che odio, infatti mi aspettavo sta seconda posizione. Per Clutch out, pochissimo we're green. non ho preso la pole. Dai Barry, fuori dai coglioni Barry. Fuori dalle palle Barry. You're leading the pack, P1. Voglio il ritiro di Hakkinen subito. Mica Hakkinen si ritira dalla corsa, lo pretendo, lo pretendo. Qua se vogliamo vincere non devo sbagliare nulla. Avete presente il nulla cosmico? Ecco. Oggi facciamo solo sta gara così per recuperare Silverstones. Barrichello deve tenere il più dietro possibile Hakkinen che comunque sembra in grande spolvero. Dai Michael Schumacher. Buon inizio, ma sicuramente il dominio di Melbourne non ci sarà più. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Al secondo posto, Rubens Barrichello. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Hakkinen in quarto, godo. Vorrei accumulare un bel vantaggio come a Melbourne per poi farla in carrozza, stando a testo. Cioè, potendo anche magari andare un po' più tranquillo. Vediamo. Dai Barry, rallentami tutti Barry. Leggero blocco che non va bene. Quanto sarebbe fondamentale vincere. Con Hakkinen in quarto poi. Però credo che la doppietta sarebbe fondamentale per i costruttori perché posso anche vincere il mondiale con 52 giornate in anticipo. Ma se Barrichello non mi dà una mano e perdo i costruttori, cioè la Ferrari mi toglie il contratto. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Hakkinen in terzo. Dai Barry. Prima volta che perdo qualcosa. Scusate se non commento tanto ragazzi, ma sapete la difficoltà di sto gioco. Hakkinen in secondo. Aia. Adesso Hakkinen può recuperare tanto. Già 3 decimi ha recuperato. Good job. That was the fastest lap of the race so far.
4-3, grande giro però, Solo che Hakkinen o arriva primo o arriva secondo. Sta cosa non mi piace. Mondiale pazzesco. È che posso commentare poco perché veramente è dura, raga. Dai come Shumi, dai. Manca ancora troppo però, Mamma mia. Brutto errore qua, ho rischiato il testacoda. Altro giro andato. Assist di Hakkinen, recupera tantissimo. In una gara iper tranquilla, nessuna yellow flag. Mamma mia quanto sta recuperando Hakkinen adesso. Occhio, bravo. Perdo ancora però. Mi mette pressione Hakkinen, non mi piace sta cosa. Due 9 da 4 secondi. Tre 3. Giro record di David Coulthard. Concentration, come concentration. Hakkinen non molla, Qua ho perso tantissimo. E non posso gestire, raga. Appena gestisco, questa è la situa. Molto bene. Scusate, ma veramente difficile commentare quando la posta in palio è così alta. 1-9 sta arrivando Hakkinen, purtroppo è ufficiale. Mika Hakkinen sta arrivando. E le gomme sono consumate, faccio fatica, che se sono recuperato perché nell'ultimo settore riesco sempre a recuperare. Quanto ho perso? Dai, Kume, dai.
Bravo, dai. Perdo ancora, però. Chiaramente i tifosi inglesi vogliono la vittoria di Hakkinen. Guadagno qualcosa. Barrichello in caduta libera comunque. Partiva dalla pole che mi ha strappato per poco. Vacci sua. Tieni duro Kume, tieni duro, la meriti tu Kume. Uno e 7, raga, 1-7. È ufficiale, ho paura. 1-3. Mi sta mettendo una pressione devastante. Errore, la macchina ha problemi però. P3. La macchina fa fatica a stare in pista. Sento che soffre di sottosterzo. Ai ai ai. Questa cosa che non ci voleva. Addirittura ci ha superato Coulthard, doppietta McLaren. Qua rischiamo tutto, rischiamo anche il mondiale costruttori. Non ci voleva minimamente questa, Ai ai ai. Che palle però. La macchina ha dei problemi, la sento. Fa una fatica incredibile rispetto all'inizio gara. Dovrei fare il 15% secondo me. Già il 20% diventa difficile perché la macchina cambia moltissimo. Però è anche bello conquistare solo il mondiale. Qua perdo tanti punti, ancora da primo. Che errore da deficiente proprio. Meno secondo. Non la tengo più, raga. You've moved down the order into P4. That's P4. Non la tengo più. Fourth position. You're in fourth Non la position. tengo più, raga. Non la tengo più. Just 3 laps to go now. 3 Barrichello laps. comunque settimo, fa capire che la Ferrari oggi non c'è. Mamma mia, quanti punti sto perdendo, fiori. E Hakkinen fatalità vince sempre. L'altro anno vincevano 1000 piloti diversi. Quest'anno solo Hakkinen, che bello. Che delusione. A questo punto potrei tenere 15. Forse con la tastiera 20 è dura. Tenere la concentrazione per tanti giri. Non è semplice sto gioco, ragazzi. Non voglio neanche stressarmi troppo. La macchina è crollata, eh. Macchina che non è più competitiva. Two laps left. Next time by will be your final lap. Yellow flag, ma non è quello che vogliamo noi.
Orizzonte, incidente. Ma la rottura del motore, niente per Hakkinen, niente. Addirittura fuori dal podio. Barrichello da pole position disastroso, Barrichello. Yellow flag. Stanno spostando la macchina di Zonta. Male, male, male. Inizia l'ultimo giro. This is your final lap of the race. Che bello. Almeno sistemato il problema della macchina bianca Ferrari. Jaguar. E le sospensioni della Benetton. Magari è finita ormai. Doppietta mostruosa per la McLaren purtroppo, eh. Due errori mi sono costati 4 posizioni. 3. Vabbè. Che delusione. Si poteva tranquillamente vincere oggi, eh. Vince purtroppo Mika Hakkinen. Noi quarti. Quarta posizione. Andiamo a salutare il porco di Mika. Complimenti a lui. Perfetto. Vai. Che vediamo la classifica. Purtroppo Hakkinen vola più 10 su Veneziano Sciubi. Barrichello 16, Coulthard 17. Attenzione qua, dobbiamo cambiare. Che palle. Barrichello non ci sta aiutando. Coulthard 17, Barrichello 16, Frentzen 10, poi via tutti gli altri costruttori. Anche qua la McLaren sta prendendo una piccola fuga, 56 a 45. Hakkinen 3 vittorie, Schumi Kume 2, Paul Hakkinen 3, Schumi Barrichello Veneziano 1. McLaren sta vincendo 1, in questo momento merita tutto onestamente. Noi bene, abbiamo 2 vittorie, però cioè, se Hakkinen non arriva primo, arriva secondo, e questo sta facendo la differenza. Raga, un saluto da Kumendon, Veneziano. Ciao!